Ciao, benvenuto. Oggi sono a fare un'escursione, diciamo quasi notturna. Siamo partiti all'imbrunire un po' prima del tramonto e puntiamo a salire sul Monte Quar per vedere il tramonto. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo imprevisto e siamo un po' in ritardo. Adesso manca un'ora al tramonto, forse non arriveremo proprio in cima, ma comunque dovremo arrivare in una zona di cresta e comunque dovremo riuscire a vedere un po' del tramonto verso la pianura, anche verso le montagne dietro, diciamo verso nord. Il Monte Quar è una bella montagna molto panoramica. Abbiamo già avuto un assaggio di come sarà il tramonto salendo qui dietro da quel di Forchia. Non c'è molta foschia, anche se fa molto caldo per essere il 20 di settembre, fa decisamente caldo. Oggi giù in pianura c'erano quasi 30 gradi. Quella che stiamo facendo oggi è una delle tipologie, diciamo, di escursione che mi piace fare, cioè partire quando così il sole sta calando, arrivare sulla cima e godersi il panorama per poi tornare indietro con la luce della torcia o eventualmente la luce della luna. Stasera la luna non sarà piena, ma c'è un bel po' di luna, quindi forse fuori dal bosco non servirà nemmeno la torcia. Le escursioni notturne comunque di questo tipo le ho trattate in un articolo che ti lascerò qui sotto in descrizione, se ti va puoi andare a leggerlo. Sostanzialmente cosa serve per fare queste escursioni? Niente di particolare, classico zainetto da escursione di un giorno, meglio portarsi dietro una felpa anche se è estate, perché comunque dopo la sera la temperatura un po' cala, e dopo, cos'altro? Acqua, spuntino, torcia frontale, molto importante, e poi magari è sempre meglio andare da qualche parte dove si è già stati di giorno, qualche zona che si conosce, perché di notte quando non c'è la luce le percezioni cambiano e ci si può perdere facilmente, mentre se sono zone dove si è già stato è un po' più semplice non perdersi. Adesso hai finito il tratto di strada, io ho finito il fiato, quindi ci vediamo quando arriviamo in cima. Allora ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in tempo, adesso il sole tramonterà tra 10 minuti, il problema è che c'è una montagna, quindi scenderà un po' prima dei 10 minuti, ancora qualche minuto immagino. Sì, dopo il sole finirà dietro quelle montagne che credo siano prealpi pordenonesi o le prime prealpi venete. La vista è davvero notevole nonostante, ti dicevo, la molta foschia. Qua sotto si vede il tagliamento molto bene e dopo l'alta pianura friulana, le prime colline, poi le prealpi Giulie dall'altra parte e qua dietro di me prealpi Carniche, dietro le Alpi Carniche. Qui sul Monte Quar ci sono due monumenti, diciamo, c'è questa Madonnina e dopo laggiù c'è una campana in memoria del terremoto del 76. Qua tra l'altro, ecco, da qua si vede molto bene anche Gemona, là sotto sul conoide. E adesso ci mangiamo una robetta e aspettiamo che si accendano le luci sulla pianura. Ecco, un'altra cosa per quanto riguarda le escursioni notturne o così, diciamo, tramonto notte, scegli escursioni semplici su terreni non troppo accidentati e poi magari scegli escursioni corte, al massimo un paio di ore,
in modo che magari puoi partire un po' più tardi, cammini un'oretta per andare, un'oretta per tornare e ti fai una bella escursione così al tramonto. Boh, adesso il sole sta andando, direi che smetto di parlare e ti lascio un po' di immagini. Allora, giro terminato, stiamo rientrando alla macchina, adesso abbiamo un pezzettino su asfalto, ormai è buio e ci sono un sacco di stelle, adesso abbiamo anche provato a spegnere le torce, fuori dal bosco si può camminare senza alcun problema, c'è abbastanza luna, c'è circa l'80% di luna ed è già sufficiente per camminare almeno sulla strada asfaltata. Allora, spero che il video ti sia piaciuto, se hai l'occasione ti consiglio di provare un'esperienza del genere perché insomma è qualcosa di particolare e magari va anche bene per l'appunto d'estate, quando magari fa tanto caldo ma magari la sera si può uscire un po', ci si prende un po' di fresco e insomma sì, è piacevole. Ecco, l'unica cosa d'estate purtroppo l'atmosfera tende a essere un po' più sporca, diciamo, quindi magari il panorama è un po' meno bello. Uscite del genere sono super in primavera, autunno, inverno, quando l'atmosfera è tersa e si vede molto bene la pianura o comunque il panorama. Allora, io ti ringrazio per avermi seguito, ti ricordo dell'articolo sotto che ho scritto sulle escursioni notturne e beh, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto! Gesù, ascoltaci!